Un vero e proprio comando ad agire durante la notte attorno all'1:30 a Rossano Veneto in viale Montegrappa, una spaccata che ha permesso ai malviventi di intrufolarsi all'interno dell'autosalone Alpicar e di rubare una delle auto più prestigiose presenti, un Audi A3 RS3 di 3 mesi di vita. Una delle macchine più preziose che avevo in sede, un Audi A3 RS3 che aveva 3 mesi di vita. Purtroppo una macchina molto particolare che l'hanno adocchiata probabilmente e l'hanno portata via. Mi dispiace di questo perché è una macchina praticamente nuova. Valore di stima 51.000 euro. È una macchina talmente particolare che secondo me è una macchina, un furto che potrebbe essere fatto su commissione. Io ho la videosorveglianza, tant'è che questa notte i carabinieri, che devo fare un applauso perché sono stati qua con 2-3 pattuglie e si sono dimostrati veramente di una cortesia eccezionale, posso dire solo questo. Hanno voluto vedere i filmati immediatamente, hanno voluto vedere se c'era l'antifurto che andava. Ed ecco i malviventi in azione, come si mostra il titolare stesso dal filmato delle telecamere interne. I 4 arrivati a bordo di un Alfa con targa rubata, con una mazza rompono il vetro della porta per poi aprire tutta la veranda scorrevole. Scatta l'allarme, ma loro ci mettono meno di 3 minuti a portare via l'auto. È più propenso dire che forse sono persone dall'estero o dall'estero che la portano dall'estero, perché una macchina così non passa inosservata e non è facile neanche poterla smerciare qua in Italia. Lo scorso anno lo stesso salone era stata sfondata la vetrina ad est nella notte da un'auto a causa di un incidente. L'uomo aveva danneggiato 3 auto e poi era fuggito.